Ed è una buona sera quella che vi facciamo per venire dal Palace Schweitzer di Mantova. Lorenzo Poliselli vi racconterà questo match tra i padroni di casa del Savia Testa e la Kame Treviso, valido per l'11ª giornata della Serie A di futsal targata quinto. Subito l'abbraccio tra i due capitani Leleco e Giappa Vieira, abbastanza sereno il clima per il momento, ma entrambe le squadre sono perfettamente consapevoli dell'importanza di questo match tra la 12ª e la 14ª della classe punti, che in chiave classifica potrebbero rivelarsi determinanti al termine della stagione. Mantova che viene da 5 sconfitte di fila, l'ultima 5-3 in casa del Pomezia. In gol Cabeza, oggi squalificato, assenza pesantissima per Pino Milella, e doppietta di Wilde. Per quanto riguarda invece la Kame Treviso, sono arrivati diversi risultati in fila negativi, 3 in questo caso, sconfitta 3-2 contro Eboli nell'ultima, poi 2-1 a Cosenza e 4-2 per la Roma in terra veneta. Quindi due squadre che vanno disperatamente a caccia di punti. C'è anche un'altra defezione in casa Savia Testa, questa permanente, che è quella del vice di coach Milella, che è Stefano Ferrari, che ha dovuto lasciare lo staff per motivi lavorativi. Insomma, sono cose che potrebbero incidere. Comunque è un membro della tua quotidianità che viene a mancare. Per quanto riguarda la Kame si è parlato di mercato con Silvio Roccia, che in settimana si è lasciato andare a delle dichiarazioni importanti dove annunciava che la società è a caccia di 2 nuovi innesti, entrambi stranieri, pronti a arrivare già entro la fine del girone d'andata. Minuto di raccoglimento e poi si può iniziare. È tutto pronto per iniziare e prima di farlo permettetemi un secondo un complimento alle ragazze dell'Ital Futsal, che nonostante l'eliminazione ai quarti di finale del mondiale contro il Portogallo sono arrivate tra le prime 8 formazioni del mondo nel primo storico mondiale di futsal femminile. Quindi bravissime ragazze, grazie per averci fatto sognare, per averci rappresentato alla grande in quella di Manila. E poi il mondiale italiano non è finito, perché comunque oggi Martina Piccolo, arbitro
della semifinale tra Spagna e Brasile. Veniamo al Pala Schweitzer con Taurisano, anche lui ha parlato in settimana. Vediamo che cosa saprà dare al match fin qui due i centri in stagione. Mantova sicuramente è chiamata a una risposta importante dopo 5 sconfitte di fila. Non erano arrivate 3 vittorie nelle prime 4 di campionato, ma siamo partiti con Caike che va subito da Donadoni. Lascia sfilare il pallone Giancarlo Antoniazzi. Pietrangelo poi subito lungo per il bello stop di Giapaviera. Deve arrivare a chiudere Taurisano. André poi prova a tenere la rimessa laterale, non ci riesce. Mascherona da Caike, palla lunga per Donadoni, anticipato. Siamo già dall'altra parte con Antoniazzi. Antoniazzi deve uscire Casassa, bene. Subito una rimessa laterale a favore della Came. Quintetto composto da Pietrangelo, André Ferreira, Giapaviera ed Enrico Donino. Ovviamente anche Giancarlo Antoniazzi che adesso va con il sinistro Giapaviera. Per lui 8 gol di stagione. Pallone per André Ferreira, la parata subito di Casassa. Subito pardon, la Came che ci impone di annotare questa occasione tra quelle degne di essere scritte. Adesso Mantova con la parata via di Caike Donadoni. Caike va in verticale per Taurisano, c'è Mascherona, è partito Caike con la diagonale, però non può essere servito. Palla che viene spedita direttamente in rimessa laterale. E quindi è Caike che, chiamando lo schema, si incarica della battuta. Palla recuperata, attenzione, qui solo per un momento, poi Mascherona lotta, arriva il tiro e la parata. Deve distendersi Casassa su Donin. In calcio d'angolo. Partita forte la Came, qui però c'è subito la transizione da parte di Mantova, palla persa, Donin torna in sicurezza da Pietrangelo, che però non può trovare Giapaviera, che insomma non si capisce col compagno. Sfera direttamente al collega, qui il colpo di testa Mascherona. Caike Donadoni è riuscito a trovare il varco centrale per servire poi Taurisano. Mascherona. Caike sbaglia qui il tocco Caike. Donin lascia sfilare, palla per Silvio Rocia, allenatore dal 2015 della Came, veteranissimo se ce n'è uno, che ha parlato proprio della volontà della sua squadra di intervenire sul mercato, come detto, in fase di presentazione del match. Qui ottimo pallone per André Ferreira, che vorrebbe addirittura un fallo, non lo trova. C'è però il calcio d'angolo per il tocco di Caike. Il tiro Giapaviera non ci arriva con la testa, ma era un ottimo suggerimento da parte di Giancarlo Antoniazzi, che con questo pallone a metà tra un tiro e un suggerimento aveva innescato proprio Vera, che qui, andando a calciare, trova la deviazione rimessa davanti alla panchina di Pino Milella. Lo vedete in piedi, ci sono già 3 giocatori del Mantova a scaldarsi. Ricordiamo assente Cabeza, per lui 8 gol in campionato ma rosso
oltre al gol contro Pomezia. Viera qui non può controllare la sfera, che termina direttamente tra le braccia di Casassa per il rinvio. Lungo Casassa di testa, Taurisano non trova lo specchio della porta. Taurisano, questi primissimi minuti meglio la Kame, già con un paio di occasioni, sicuramente con una parata di Casassa. Mantova un po' spaesato in questo avvio di match. Pereira, Donin, del campo già Pavera, vediamo se arriva il pallone proprio al numero 12. Al momento no, Donin non può essere servito. Mascherona molto bene, Kai che la palla non può passare, e poi Mascherona non rischia, e risulta Andre Ferreira per aver recuperato la sfera. Sono 3 i gol appunto del numero 3, e poi la deviazione qui di Taurisano, che ha detto in settimana di aver creduto da subito nel progetto Mantova, che la squadra è composta da un ottimo gruppo e che i risultati hanno un po' penalizzato la squadra biancorossa, e che in realtà le prestazioni ci sono state. Ferreira, qui il pallone per Donin. Continuarsi già Pavera, Kai che ora riceve il pallone 25, gioco di gambe, sfera che esce, e che va subito a chiamare lo schema, lascia lì il pallone per Donadoni. Già Pavera interviene, ma attenzione alla transizione della Kame, 3 contro 2 stanno tornando però velocemente i giocatori di Mantova, e qui sfuma l'inerzia del contropiede. Già Pavera l'1 contro 1 isolato contro Donadoni, vediamo se fa valere il fisico o no, preferisce tornare sui suoi passi, a liberare sul lato di destra Ferreira, che calcia però addosso a Kai che lascia il campo a favore di Misael. Rimessa laterale proprio a favore del 10 mantovano, è entrato anche Wilde, attenzione a Misael che qui rischia qualcosa, la palla non è uscita, si lotta ancora lì, anzi sì, è uscita la sfera, arriva con un attimo di ritardo il fischio, ma comunque calcio d'angolo per la Cave Treviso, anzi rimessa laterale, poi il recupero. Misael arriva soltanto a deviare, sentite il Pala Schweitzer che cerca di incitare la conclusione di Donin. Ancora una deviazione, sta premendo forte sull'acceleratore la Kame. Mantova che in questo momento non è in grado di uscire dalla scatola. Donin calcia, Wilde, Donadoni, tocco per Misael, moderato sulla verticale, palla che non gli può arrivare direttamente a Pietrangelo. Vedete ancora Misael, partito in panchina quest'oggi, assenze anche la Kame, con Sutton e Perazzetta. Qui perso il pallone, ritmo poco fluido. Leleco allunga il campo, non può trovare il compagno. Ancora Mantova in possesso, ma un altro pallone uscito fuori dal campo, non giocato in maniera pulita. Si sente la tensione di un match che può valere tanto. Sicuramente chi andrà a commettere meno errori potrà andare a prevalere. Qui palla persa.
Misael a recuperare il pallone, c'è Wilde ma non può ricevere la sfera. Donin è entrato anche Gargantini, vediamo se subito riesce a creare qualcosa di pericoloso. Così non è, va giù l'Eleco, attenzione, c'è bisogno di prestare soccorso anche a Casassa che si tocca l'orecchio, direi. Avete letto anche voi il labiale, non è fallo, chiede Casassa. Non sono arrivati i soccorsi. No, direi che fallo non è, perché è l'Eleco che interviene su Casassa stesso. Ma tutto a posto, entrambi possono proseguire la gara quando se ne sono andati 5 minuti. Nel corso del primo tempo è entrato anche Ceccato. Misael gioca con Wilde, bene per Misael, tocco di suola, ma il 10 non può proseguire nella sua sortita offensiva. Qui Wilde a pressare rischiando l'infilata backdoor. Ferreira a ricevere ancora il 3 isolato, arriva subito la preventiva, si cerca Gargantini che è chiamato qui a una ricezione da pivot un po' statico, cosa che sicuramente l'ex Petrarca può fare, ma se dobbiamo parlare del suo pane quotidiano, magari una ricezione laterale un po' più dinamica. Azzoni, campo anche per il numero 20, si cerca Gargantini di tacco per Azzoni, poi infelice lo stop del numero 20 e Casassa può subito riorganizzare i suoi. Ma vedete quante volte la palla esce, quante volte il ritmo si spezza. Vediamo qui Misael, si riesce a girarsi in mezzo a 3, no, recupero Gargantini, transizione per Gargantini che però non sfrutta l'essersi lanciato. L'Eco non deve fare altro che impensierirlo un minimo. Pressione ancora di Gargantini, non c'è fallo secondo l'arbitro. Cercato va giù sulla spinta di Gargantini, regolare appunto, quindi palla recuperata dalla Kame. Antoniazzi, palla alzata per Azzoni che non trova la porta. Misael per Wilde, allargato il campo, l'Eleco Pietrangelo, poi lunghissimo, non può arrivare Antoniazzi sul pallone. La brasiliana l'anno scorso al Giampareso Interior in Spagna. Palla alta, Donin non è riuscito a mettere il corpo all'indietro. Se ne sono andati 6 minuti e qualcosa. Misael non riesce ad agganciare e Mantova non ha proprio prodotto pericoli in quasi metà del primo tempo. Difficile la ricezione sul pivot mantovano, meglio in questo caso Gargantini lottando con Ceccato, poi in mezzo a due arriva anche l'Eleco Wilde che è stranamente impreciso nel servizio di Misael Goncalves, che un po' di nervosismo lo vedete l'Eleco nei confronti dell'arbitro. Murato, il tentativo, c'era una rimessa praticamente identica per la Kame.
tocco dell'Eleco impedisce la ricezione, ma sono ancora i veneti a rimanere in pressione. Poi Gargantini non può ricevere e non si esce da quella mattonella. Due squadre che come statistiche le presentano anche abbastanza simili, tra poco ne parliamo. Antonazzi recupero palla, è 3 contro 1, sta recuperando Gargantini, l'Eleco calcia, va alto però e poi credo che debba uscire, infatti è pronto a entrare Mascherona, ma non solo lui. Anche Rosa Ferreira, anzi è Taurisano, ha fatto il suo ingresso in campo. Attenzione qui a Casassa che esce e trova la direzione di Gargantini, dentro anche Moratelli. Taurisano, la prima palla che riesce a giocare, Mantova viene subito persa però. Antonazzi calcia, sinistro che va a largo. Ancora imprecisa nell'uscita Mantova, difficoltà a creare, ma insomma la transizione di poco fa di l'Eleco è l'occasione più ghiotta. Già recuperato il pallone la Came, però Ferreira alza bene per Giapavieira che sterza. Giapavieira va da Gargantini, ancora finta Gargantini, resta lì Casassa da difensore, non potendo usare le mani fuori dall'area, ha dovuto intervenire in questo modo, lo fa bene, salva il Mantova. Gargantini, allunga Pietrangelo, un'arrivazione di testa. Mascherona, Caiche da Taurisano che riesce bene a prendere posizione, vorrebbe girarsi, poi la deviazione, l'ultima a toccare è proprio Ferreira. Mantova magari con una palla inattiva. Caiche, Moratelli da Mascherona, si muove Caiche, il suggerimento di Mascherona però è impreciso. 11:59 da giocare sul cronometro del primo tempo. Qui neanche in questo caso arriva il fischio, nessun fallo fino ad ora. Giapavieira protesta perché insomma è stato abbastanza veemente l'intervento qui. Taurisano si gira, calcia, questa è una buona occasione, ricezione profonda per Taurisano, è a 11:46. Calciato alto col sinistro però il numero 19 e Came che non riesce a tenere il possesso per più di pochissimi secondi. Ancora palla alzata, Taurisano che in questo momento sta creando qualche problema. Kai che non riesce a entrare sulla deviazione. Giapavieira, Azzoni allunga, poi l'intervento di Moratelli che in mezzo a due prova a girarsi, guadagna comunque una buona rimessa laterale quando mancano 11:28 al termine della prima frazione di gioco. 0-0 tra Mantova e Came Treviso. Caiche, Casassa, sarebbe Mascherona, infatti arriva a lui il pallone. Taurisano lascia lì il pallone, Moratelli, vediamo i giocatori mantovani che entrano, non si capiscono però Mascherona e Caiche. Il suggerimento di Moratelli era un po' a metà tra i due e nessuno riesce a uscirne vincitore. Anche qualche tentativo di coro alla Palasguazzer di Mantova, che è sicuramente un grande successo della stagione del club, riuscire praticamente sempre a riempire il palazzetto.
Taurisano commette il primo fallo della partita su Gargantini. Palla lunga, Vieira perde qui il possesso. Attenzione a Taurisano che probabilmente andrà a calciare. Era stato bravo Gargantini a chiudere la linea di passaggio su Mascherona e quindi Taurisano ha fatto probabilmente la scelta migliore andando a calciare sul piede forte. Vieira alza il pallone, lo protegge per Casassa che glielo restituisce immediatamente. Adesso si abbassa un attimo il ritmo. Mascherona da pivot si gira, calcia Mascherona esterno della rete, poi dà anche una mano all'avversario a rialzarsi. Già Vieira qui non la calcia. Caiche, solo tocco da parte di Mascherona che non controlla, poi è Silvio Rocha a restituire il pallone a Donin che rimette il capo e il tiro. Casassa interviene bene, parata su Giapaviera. Anche in questo caso Antoniazzi non trova una battuta pulita verso la porta. Mantova, nonostante qualche difficoltà che in realtà negli ultimi minuti si è anche un po' persa nel costruire azioni pericolose, difensivamente sta comunque creando dei problemi a Treviso, che non trova mai tiri puliti, tiri facili. C'è sempre un giocatore a strattonare, un giocatore a deviare, un giocatore ad immolarsi e soprattutto c'è Casassa che va battuto. Quindi Mascherona, carica, attenzione qui al quasi recupero da parte della Cam. Mascherona nel sinistro, palla che esce, quindi Caiche, Mascherona, palla per Caiche che lotta in mezzo a due, alla fine la perde. Attenzione a Donadoni che per poco non recupera, c'è la controtransizione, Donin si ferma però Caiche, fallo, ed esce anche dal campo Caiche. Andrea Ferreira va a calciare sotto le gambe di Leleco appena entrato, largo però il tentativo del numero 3. Andrea Ferreira ci ha provato lui un attimo fa, adesso Mantova in attacco che, o meglio, prova a costruire qualcosa in attacco ma spedisce direttamente il pallone sul fondo. Donin si gira, attenzione, telecamera che per un attimo era stata confusa. Qui il tiro proprio del numero 22, Enrico Donin, lui che è un ex della partita, secondo anno alla Came, prima proprio alla Savia Testa Mantova. Mascherona, Donin, tentativo di seguire Giapaviera che riesce, però Mascherona è bravo a intervenire. Wilde si butta dentro proprio Mascherona, il dribbling tentato dal brasiliano, deviazione e rimessa. Leleco da Mascherona, si torna direttamente da Casassa per non correre rischi. Mascherona, Leleco, alza il pallone Donadoni per Wilde che qui ringrazia il compagno. Certo, uno stop non facilissimo, ma se avessi dovuto giocare l'Euro, insomma, su qualcuno che sarebbe stato in grado di stopparlo, l'avrei giocato di certo su Wilde. Qui Giapaviera, vediamo, abbiamo visto meglio la maglia proprio allungarsi su Leleco, quindi fallo e calcio di punizione per la Came.
Ferreira riceve adesso, vuole andare dentro a battere il calcio di punizione, è stato Giancarlo Santoniazzi. Ha confuso le linee il giocatore della Came e ci sta, insomma, non è facilissimo. Qui Donin con lo scavetto prova ad autolanciarsi, non ci riesce. 8 minuti al termine del primo tempo. Qui gioco al volo tra i giocatori della Came. Donin se la sposta sul sinistro e va a calciare. Non c'è la deviazione, rimessa dal fondo, ma ancora pericolosa la Came con un tiro di Donin. Leleco da nessuno, facile per Pietrangelo che non è ancora stato chiamato in causa. Grazie, qui perde la sfera Misael in mezzo a due, lento però Misael qui nella giocata, un po' come tutto il Mantova, sempre un tempo di gioco di ritardo. Anche qui Leleco buona invece e con tempismo la giocata di Donadoni per Leleco va a calciare Leleco, ha segnato il capitano. 1-0, Savia testa Mantova. La giocata di Leleco, il tunnel anche, rivediamolo qui Leleco, bravo Leleco sul intervento di André Ferreira, il tunnel del capitano, la punta del piede sinistro, è 1-0 Mantova. Una giocata estemporanea e mi hanno tolto le parole di bocca alla giocatori della Savia Testa. Come nasce il gol di Leleco? Nasce da una giocata di prima dove viene rubato il tempo al posizionamento della difesa e quindi viene trovato un uomo libero perché la difesa non ha avuto il tempo di andare a chiudere e da lì è nata poi la possibilità di andare in dribbling e bravissimo Leleco. Misael ci riprova e qui Antoniazzi però si fa trovare pronto Pietrangelo, allunga da Gargantini che stoppa, 2 contro 3, è arrivato anche Antoniazzi tenta il dribbling, poi torna sul sinistro, calcia, palla che va in faro laterale dall'altra parte. Vorrebbe calciare ancora Andrea Ferreira, poi Donin si deve strettare la rimessa laterale. Gargantini alza il pallone, Donadoni bravo a intervenire perché poi Andrea Ferreira era lì. Ancora nessuno dei due mister a chiamare time out. Tira ma è largo il suggerimento, anzi ma c'è stata una deviazione sul tiro di azioni, pardon, non me ne ero accorto. Calcio d'angolo, si muove Gargantini, non può ricevere, proprio per lui il pallone, poi Caiche stavolta è rimessa laterale. Avanzata Donin, la stoppa, vediamo se torna da Pietrangelo, no, prova il dribbling su Taurisano, poi Gargantini, ha un po' di spazio Gargantini, para Casassa, Mascherona, Caiche che non vuole rischiare alcunché, decide di andare direttamente in rimessa laterale. André Ferreira
per la conclusione di Donin, direzione che per poco non poteva diventare pericolosa. Ceccato però guida la transizione, palla persa dall'altra parte, già la Kame con Donin che calcia larga. La conclusione di Enrico Donin e arriva il primo time out del match, lo chiama Mantova. Siamo tornati in presa diretta dal Palace Schweizer di Mantova con la rimessa dal fondo affidata a Mirko Casasa, che fino a questo momento è riuscito a tenere la porta inviolata. Mascherona a lungo da Wilde, palla che poi arriva proprio al numero 13 che può calciare. Para Pietrangelo, si dispera Wilde perché alla fine l'occasione era diventata ghiottissima per Mantova. Attenzione alla transizione, Gargantini ed è bravissimo Ceccato a intervenire, evitare un tiro anche facile per Gargantini, sì, da posizione defilata, però che gol della Kame con Azzoni di prima sotto la traversa, 1-1. Dove l'ha messa Azzoni? Mamma mia, wow. Wilde esce in ritardo sicuramente, ma poi va messa lì, Pareggiato quindi il computo dei gol dalla Kame, che insomma per quanto prodotto in questo primo tempo non meritava lo svantaggio. E il gol arriva con una perla di Azzoni. Dopo l'occasione sprecata da Wilde, è andata a punire la Kame. Qui l'anticipo di Ceccato, Kai che si ritrova il pallone dopo la deviazione, va a calciare, la sfera che termina direttamente in fallo laterale. Credo però ci sia da accumulare un fallo, almeno così mi è parso di capire dalla corsa dell'arbitro. Esatto, primo fallo della partita per la Kame, poi l'arbitro deve aggiustarsi l'archetto. Ceccato non trova la direzione tanto cercata. Si lotta, Gargantini esce vincitore, arriva dal compagno Antoniazzi in mezzo a due, bravo a uscire, ma non può niente su Ceccato che addirittura guadagna la rimessa laterale. Che deve strappare il pallone dalle mani di Antoniazzi. Caiche, Mascherona, viene messo giù Caiche, il fallo di Gargantini che è il primo ammonito del match.
Quindi calcio di punizione per Mantova. Ovviamente deve fischiare l'arbitro, se non c'è stata una munizione. Mascherona sul pallone, arbitro che si riposiziona, Wild che viene spostato da Azzoni, vediamo Mascherona diretto in porta, ma su Vieira rimessa dal fondo. Ultimi 4:14 del primo tempo. Misael, Wild non aggancia sulla seconda palla, bene cercato che poi calcia. Pietrangelo va subito a ripartire il compagno, ma Mascherona è attento a frapporre il corpo tra palla e avversario. Wild di prima, ottima idea per Donadoni che però non la capisce con il giusto tempismo. Donadoni si lotta già per vedere l'ultimo ad aver toccato e poi Wild può mantenere il possesso. Donadoni col destro, poi arriva Wild, sarebbe da seguire anche Misello, così non è Wild, perde il pallone. Attenzione a Giapaviera che si trascina fuori la sfera. Non un inizio di match esaltante per Giapaviera, ma come detto un match molto più agonistico che qualitativo. Giapaviera prova ancora a mettersi in proprio, Mascherona e poi il cambio, credo che stia uscendo Wild. Di testa Misel non può arrivare sul pallone Donadoni, poi insomma Rocha ci fa vedere uno scampolo di tecnica che credo che quello sarà tale fino a 90 anni per Silvio Rocha. Messa laterale qui per Mantova, ultimi 180 secondi del primo tempo che sono iniziati adesso. Donadoni, la pisata per Misael, l'ultimo tocco proprio del 10 su André Ferreira, direi, sì, esatto. Riceve di nuovo il numero 3 Donin, sarebbe Giapaviera da servire, eccolo, 1 contro 1 con Mascherona. Giapaviera il fallo di Taurisano, poi Antoniazzi rischia qualcosa perché va a reagire al fallo, infatti così è. Richiama entrambi l'arbitro. Pari e patta in questa circostanza, rimane il primo fischio, il fallo di Taurisano, quindi calcio di punizione per la Came. Rivediamo, ci sta mani di Taurisano e poi la reazione da parte di Antoniazzi. Va a calciare Donin, alza sopra la traversa Casassa. Calcio d'angolo, attenzione qui all'occasione. La palla che non è andata a mettere in porta. La Came ha avuto un'occasionissima. Donin recupera la sfera, 2:22, scavalca Donadoni e poi Giapaviera su di lui Mascherona. Il fallo, anzi no, è uscito il pallone, dice l'arbitro. Rimessa per
Nakame, che è parente a calcio d'angolo. Giapaviera si muove, va a calciare, deviato da Donadoni, ma si era mosso bene Giapaviera per ricevere questo pallone. Giapaviera si gira, André Ferreira, ancora Donadoni. Palla che non viene toccata da nessuno, quindi rimessa laterale per Mantova, che adesso torna a respirare. Bisogna asciugare. Palla che viene restituita subito a Mantova. Misael, campo allungato, lotta Taurisano, non può controllare, e dall'altra parte Giapaviera subito si fa sentire. Con la parata di Casassa, che va in calcio d'angolo, è già la terza parata importante di Casassa nel primo tempo. Vera qui non può arrivare Taurisano, controllo infelice. Palla che viene fatta sfilare Misael, poi il tocco con il braccio da parte di Giapaviera, si gioca subito Donadoni. Perde però il controllo del pallone Mantova. André. Passa André Ferreira da Giapa. Giapaviera all'indietro per Donin. Campo allargato. Siamo già da Antoniazzi. Dentro per André Ferreira. 3 contro 3. Ripartita Mantova. Misael. Toccare è André Ferreira, vediamo se c'è la controtransizione per Nakame, no, Mascherona, c'è Casassa che perde un brutto pallone. Giapa non fa secondo me la scelta più giusta del mondo, e poi André Ferreira, parata mostruosa e fortunata di Casassa. Ci mette il piede, la palla sfila e poi non si sono propriamente detti dove andare a cena dopo Mascherona e Casassa. Time out chiesto dalla Camera. Meno di un minuto per chiudere il primo tempo al Palace Schweitzer, 53 secondi, calcio d'angolo, palla dentro, ed via Leleco. Palla che viene recuperata qui, Leleco si butta dentro Wilde, attenzione a Donadoni, prova a servirlo, Wilde non
può arrivare sul pallone di Donadoni. Ferreira taglia, l'aveva chiamato bene il movimento André Ferreira, infatti chiede scusa perché lo fa con un attimo di ritardo. Casassa alza, Mascherano può arrivarci, 27 secondi. André Ferreira allungato, ma che uscito il pallone da Leleco, lui che ha sbloccato il match. André Ferreira, Donadoni, Leleco da Casassa, ultimi 10 secondi di gioco, qui Leleco rischia qualcosa, attenzione, arriva prima la Kame, c'è l'ultima occasione per Donin, giù Casassa, allungato il pallone, ma finisce qui il primo tempo. Al gol di Lele corrisponde quello di Azzoni, 1-1 tra Mantova e Kame Treviso. A tra poco.
Siamo tornati per il secondo tempo della sfida tra Savia Testa Mantova e Came Treviso, una gara che ricordiamo è più che mai importante ai fini della classifica della Serie di Futsal targata quinto, perché si sfidano la squadra attualmente 12esima a 9 punti, il Mantova, e la 14esima a 7 punti che è la Came Treviso, quindi una può consolidare il vantaggio su una diretta concorrente, l'altra può andarla a scavalcare. Quindi i primi 20 minuti hanno rispecchiato anche questo bisogno di punti, questa particolare attenzione, e quindi non è stato un primo tempo spettacolare, è stato un primo tempo tosto, un primo tempo attento da una parte e dall'altra. E i gol sono arrivati infatti su due ottime giocate individuali, quella di Leleco che in serpentina con la punta al piede sinistro ha battuto Pietrangelo, e poi Azzoni che da lontanissimo ha infilato il pallone sotto la traversa alle spalle di Casassa per l'1-1. Taurisano Mascherona non controlla, già partita, c'è Donino, vediamo se viene seguito, sì adesso, forse un attimo di ritardo, poi tocca Taurisano, è il messa laterale della Came. Lascia lì la deviazione di Donadoni, quindi rimessa. Il tiro di Donin un po' strozzato, arriva Donadoni a liberare. Ecco Donin, se ne è già andato praticamente un minuto nel corso del secondo tempo. Antoniazzi. Da giapponera di prima attivamente per Andrea Ferreira. Questa è la prima occasione del secondo tempo. Parata di Casassa. Giappa ancora da Donin, lascia lì per il suo capitano, bravo nel calciare, bravo Casassa a parare, reattivo Casassa. Il tiro di Andrea Ferreira, murato stavolta. Rimessa laterale per la Came in zona di difesa. Perde il pallone qui Donin, Taurisano però non può arrivare, Andrea Ferreira si tiene stretta la rimessa laterale. Qui il pallone è uscito, ancora errore tecnico per la Came. Tiro di Mascherona che è stato murato. Qui Kai che alza il pallone, Taurisano di testa per Donadoni, vediamo se arriva ancora il 19, no, vince il duello fisico Andrea Ferreira. Mascherona, Casassa, Caiche, Donadoni, Taurisano, buon gioco col fisico Taurisano, e poi sbaglia qui Pietrangelo, arriva per primo, Ciapa non trova Antoniazzi, poi Caiche in mezzo a tre, Taurisano si arrabbia Donadoni e non poco, perché ha cercato una giocata leziosa il 19. Antoniazzi, Donadoni mette il piede, l'ultimo a toccare è stato il giocatore della Came, rimessa Mantova, 17:42. Misael, Mascherona adesso, palla recuperata, Giappa si fa valere con il fisico, poi Donadoni deve intervenire per evitare che Andrea Ferreira possa andare a calciare. Ha subito però un pestone, credo.
Anzi, caviglia girata. Palla dentro, non può arrivare il giocatore della Camera, riparte Mantova, però c'è un giocatore avversario a terra, qui Antonioni poi spazza. Non si è ancora rialzato, credo, esatto, Donin. Quadratura stretta per il numero 22 della Camera, rimessa laterale per Mantova, è entrato Moratelli da una parte, dall'altra Gargantini. Niente da fare per Mascherona. Donin. Qui il fallo è dell'attacco di Gargantini. Misel. Moratelli allunga il pallone, quindi su di lui Antoniazzi e poi Donin intervenuto. Ricordiamo che i padroni di casa pesa l'assenza di Cabeza, dall'altra parte quella di Sutton e di Perazzetta, insomma giocatori che spostano da una parte e dall'altra. Qui il fallo di Moratelli. Donin, anche Antoniazzi sul pallone, giocatore più profondo Gargantini che tocca di prima indietro per André Ferreira. Antoniazzi ancora da Gargantini che non tiene in campo il pallone. Ceccato, alzato il pallone in questo caso da Misel, lotta a Wild, Moratelli esce sconfitto, Antoniazzi dentro, Moratelli interviene, calcio d'angolo. Palla alzata, calcia, male alto, poi il fallo di Gargantini, rimane giù Wild, è il secondo fallo di Gargantini nel giro di un minuto. Casassa, mette giù il pallone, ceccato Misel, ancora ceccato, sarebbe Moratelli, forse era un passaggio sì leggermente più rischioso, ma neanche tanto perché Moratelli aveva trovato bene la luce. Antoniazzi, Donin, tocca il pallone Moratelli. Donin interviene ceccato, poi Donin la pisata, forse un po' rischiosa, Antoniazzi qui a tagliare il campo da Gargantini che vorrebbe girarsi, 3 giocatori del Mantova su di lui, deve andare da Donin, poi Wild, Misel, sarebbe Wild, viene servito adesso, Wild, Pietrangelo esulta come se avesse segnato un gol, poi Moratelli su Gargantini, fallo del numero 15. Antoniazzi è battuto, ma non siamo ancora a posto per giocare.
Già 4 falli complessivi in questo secondo tempo, 2 a testa, 15:36 da giocare. Gargantini non può arrivare perché è anticipato, poi si lotta, Misael scivola, André Ferreira, Wilde andrà a battere questo calcio di punizione, aggancia Misael, c'è Moratelli che ci arriva solo in un secondo momento, lotta Moratelli, va giù André Ferreira, 2 contro 3, Gargantini vorrebbe il tocco di ritorno da Antoniazzi, chiude bene Ceccato, poi ancora Antoniazzi dentro, non c'è stata la deviazione. Wilde, e qui la regia prontamente ci ripropone il replay dell'occasione più ghiotta di questo secondo tempo. Qui Wilde non calcia benissimo. Misael va a calciare, Misael para Pietrangelo, calcio d'angolo, sussulto anche da parte di Misael Goncalves. Fuori per il tiro di Leleco, attenzione alla transizione, sarebbe Gargantini che non può essere servito, c'è stata una deviazione e quindi Casassa vorrebbe il fallo da parte di Donino, non arriva il fischio, rimessa laterale Mantova, ritmo leggermente più alto in questo secondo tempo. Casassa, Misael, Ceccato, Leleco, allunga un po' il pallone il capitano, è uscita la sfera, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore che ha sbloccato il match, dentro Azzoni, quello che lo ha pareggiato. Leleco, qui interviene di testa, 14:38. Come detto, la volontà per le due squadre è quella di non commettere errori, non rischiare, perché oggi 3 punti valgono tanto. Wilde si gira, Mascherona all'1 contro 1, la pisa bene per Misael, la parata di Pietrangelo è incredibile. Vediamola, bellissima. Colpo di testa ad allontanare, ancora Mantova in pressione offensiva, 14:16 da giocare per arrivare al termine di questo match della 11ª giornata della Serie A di futsal targata quinto. Leleco, Mascherona, Azzoni, Donina voleva un tocco diverso da parte del compagno che permettesse alla squadra di continuare a giocare. Guide, la pisata, buono schema da parte di Mantova che però non si concretizza. Mascherona, e qui Leleco sbaglia a seguire Misael che abbandona il campo, torna a cariche sul parquet. Azzoni da Antoniazzi, buona giocata su Wilde, allarga Antoniazzi, ancora André Ferreira che riceve adesso, tiene vivo il possesso già Pavieira e poi Wilde viene fermato, attenzione Pietrangelo, il fallo si concretizza, aveva lasciato giocare per il vantaggio l'arbitro, ma è arrivato il fallo su Wilde, l'ammonizione no. C'erano secondo me gli estremi per il cartellino giallo, perché Wilde se non viene fermato va verso la porta. Infatti gli arbitri si confrontano, ma tutto a posto. Rivediamola. Wilde va, il fallo c'è, la maglia si allunga, se fischi fallo è cartellino giallo.
invece l'unico ammonito del match, resta Otto Gargantini. Calcio di punizione. Leleco va in porta, Pietrangelo para, una sfera che poi viene allontanata, andando a sbattere direttamente contro la struttura della Pala Schweizer. Mascherona. Taurisano di testa non può fare meglio di così, poi Mascherona bravo nell'anticipo. Azzoni da Antoniazzi, vediamo se libera il sinistro. Antoniazzi si doppia deviazione e dentro Donadoni al posto di Leleco. Tocca a Kai, che attenzione a Giapavieira, che ha la possibilità di andarsi a girare. Trova solo il fondo, ma comunque sempre un pericolo quando il pallone orbita nella sua zona. Giapavieira. Casassa, che si avventura fuori dalla sua area e allontana con un rinvio di piede. Antoniazzi. Allargato il pallone per Andrea Ferreira, che poi tenta il blocco. Andrea Ferreira ancora gioca a 2, tocca il numero 3, non riesce a domare la sfera. Kaike, bravo e fortunato qui Kaike nel trovare la deviazione avversaria e quindi anche la rimessa laterale. 12:37 da giocare. Kaike alza la sfera. Taurisano. Donadoni qui rischia il recupero, ce la fa. Taurisano recupera Donadoni. Donadoni ha parato, anzi no, Pietrangelo l'ha messa fuori. Donadoni, occasionissima Mantova. Se lo mangia qui Donadoni. Donadoni qui fa abitare il pallone all'interno dell'area di rigore. Mascherona, la deviazione è un 2 contro 1 adesso. Taurisano, tocco probabilmente con il braccio, poi Taurisano ammonito per il fallo, però secondo me tutti i torti Taurisano non ce li ha. Da questo replay è difficile capirlo, ma giallo poi diventa sacrosanto perché va a intervenire colpendo la testa all'avversario. Giapavieira in mezzo a 2 Donin. Antoniazzi, Giapavieira, gioco a 2 anche un po' fortunoso per i giocatori della Kame Donin. Poi Giapavieira vorrebbe la chiusura del triangolo che non si concretizza, recupera il pallone Mantova nella circostanza. Donadoni, Mascherona, ancora ultimo uomo Misael. Palla che viene gettata via da Mantova. E poi Donadoni e Donin che scherzano. Ha preso pallone in volto Donadoni. Fa male. Palla che termina larga. 11:22 da giocare. Qui l'ultimo tocco di Misael, ma la palla arriva a Kaike.
Donin. Donin interviene duro. Kayke è tutto buono, dice l'arbitro. Kayke arriva con un attimo di ritardo. Donadoni, poi palla per Kayke! Ha segnato il Xavi Testa Mantova, 2-1. Sul recupero palla, forse è falloso, vedremo il replay. Kayke però è bravo a dettare il movimento a Donadoni, la palla di Misael per Kayke è perfetta. Pietrangelo non può niente perché Kayke è letteralmente a 1 centimetro dalla linea di porta ed è bravo a fare 2-1. Risulta anche Cabeza, lo vedete lì in tribuna, squalificato. Donin, adesso è tutto da rifare per la Kame. Misael, attenzione a questa palla recuperata. Wild qui non la controlla in un secondo tempo, però arriva sulla sfera. Mascherona, pardon. È arrivato il tiro però largo. 2-1 per il Xavi Testa Mantova, che insomma, diciamolo, in questo secondo tempo ha fatto qualcosa di più della Kame. Sono almeno 2 le parate di Pietrangelo che mi ricordo distintamente. Palla larga adesso per la Kame. Donin contro Misael, si gira, spara alla porta. Donin e così si va poco lontano, però Giapaviera va giù dall'altra parte. Donin quasi recupero da parte di Donadoni quando arriviamo a metà del secondo tempo. Antoniazzi, Donin, palla larga adesso, qui Antoniazzi, quasi recupero per Mantova, poi Wild mette giù Donin. Non ho capito la segnalazione dell'arbitro. Credo, no, il fallo è stato fischiato a Wild ed è il quinto per Mantova, quindi dato da segnalare perché dal prossimo sarà un tiro libero per la Kame. 9:58 a giocare. Gargantini va a puntare Donadoni, bravo Gargantini ad andare via. Casassa, la palla resta lì. Giapaviera è 2-2, ha segnato il capitano, ha pareggiato la Kame Treviso. Vediamo l'ottima giocata di Gargantini. Casassa non perfetto e poi rischia anche di arrivarci. Misael va a rialzare il compagno. Qui Casassa non perfetto, ma secondo me fa il paio con tutte le parate decisive di questa partita da parte dell'ex portiere dell'Acqua e Sapone. Di nuovo ristabilito l'equilibrio, 2-2 tra Mantova e Kame. Gargantini poi vola, non c'è il fallo, dice l'arbitro. 2 giocatori a chiudere. Wild vorrebbe stoppare, arriva Giapaviera, allontana quasi come se potesse tirare in porta. Insomma, Gargantini ha dei motivi per andare a protestare.
Casassa. Mascherona, si torna da Misael, alza il pallone, il 10 vorrebbe andare di testa a Wilde, non ci può arrivare. 9 secondi. Abbiamo scavallato la metà del secondo tempo. Ha trovato la parità la Kame Treviso con il gol di Giapaviera, il nono del suo campionato. Qui attenzione ancora al numero 12, lotta con Mascherona, l'ultimo a toccare è il capitano della Kame. E Veneti, a cui va dato assolutamente il merito di non aver mai abbassato la testa e di aver ritrovato il pareggio poco dopo il gol avversario in entrambe le occasioni. Qui Moratelli e André Ferreira, deve andare subito forte di nuovo il 15. Antoniazzi, Giapaviera solo esterno della rete. E la regia prontamente ci fa vedere chi era stato il giocatore ammonito in panchina. Si tratta di Alessandro Fior. Donin. Donin all'1 contro 1, arriva Moratelli che chiude, Wilde alza, bello, stop, e poi Misael, la parata di Pietrangelo, ottima. C'era anche Moratelli sul secondo palo pronto a battere, qui brutto calcio d'angolo di Misael. Già dall'altra parte la Kame con il tiro da parte di André Ferreira e poi Misael, gioco di gambe che gli consente di guadagnare una rimessa laterale che andrà a battere Moratelli. Qui Moratelli rischia in mezzo a due, palla recuperata dalla Kame, attenzione, la traversa clamorosa di Donin, vicinissimo al gol la Kame Treviso. Donin sfortunatissimo. Palla lunga, Taurisano, si gira Taurisano, para Pietrangelo, tiro centrale, non si fida della presa e quindi va in calcio d'angolo. Palla fuori. Allungata la sfera, niente da fare, arriva Pietrangelo. Deve andare Gargantini sopra Casassa. Viene, credo, fischiato un fallo proprio a Gargantini che va giù. Non ho capito l'entità del fischio. Rivediamo. Credo che abbia fischiato una rimessa laterale, sì, perché la palla ha toccato il soffitto. Qui viene scodellato il pallone, Mascherona lo controlla, Pietrangelo, Taurisano non ci arriva, adesso sì, lo protegge, c'è Donadoni che con la giocata può liberare il sinistro, poi ha perso il parastinco Donadoni, siamo già dall'altra parte però con Gargantini che controlla su Taurisano, Leleco. Può tranquillamente continuare a giocare il capitano della Savietesta Mantova. Inquadratura per Milella e per tutta la panchina dei padroni di casa. 7 minuti a giocare, 2-2 tra Mantova e Kame. Non arriva Gargantini sul pallone, lui che è stato decisivo nel secondo gol della Kame con quella giocata sull'auto di sinistra, eludere l'intervento di Wilde, il tiro che non ha trovato perfettamente pronto Casassa.
sulla respinta. Già Paviera è andato a segnare il gol del 2-2. Leleco va a sbattere su André Ferreira. Mascherona, ancora deviazione, Donadoni, attenzione, recupero, Già Paviera allunga il campo da André Ferreira. Anzi, pardon, era Antoniazzi che vorrebbe ancora il suo capitano, non riesce a trovarlo qui. Taurisano non trova l'appuntamento col pallone di Donadoni. Antoniazzi si gira il numero 5, trova Già Paviera e poi Leleco arriva a chiudere 2 contro 2. Leleco allunga il campo. Sarebbe anche Taurisano. Leleco cerca il numero, non lo trova, attenzione ad Azzoni contro Leleco, i due giocatori che hanno segnato nel primo tempo. A uscire vincitore dal duello è il capitano di Mantova. Taurisano stoppa bene, poi vorrebbe servire Donadoni. Continua il duello a distanza tra Taurisano e Donadoni, che insomma ogni volta che provano a dialogare non si trovano e poi battibeccano. Insomma, cose di campo che testimoniano quanta voglia ci sia di trovare punti per queste due squadre. Donin, numero che però non può concretizzarsi, la palla è uscita. 5:37 da giocare. Bisella, Donadoni, Mascherona spara alla porta, l'ultimo a toccare è lui, André. Cambio fallo. Donadoni per Wilde che mette giù il pallone, controlla, calcia solo esterno della rete per Wilde. Va aggiustata la porta di Pietrangelo, fase del match dove il ritmo si è un po' abbassato. Donadoni, vedremo se ci sarà una delle due disposta ad osare un po' di più per cercare 3 punti e non accontentarsi di uno. Io intanto Caiche con la maglia del portiere di movimento in panchina lo vedo già lato Mantova. Vedete l'ultimo della panchina mantovana con la maglia azzurra. Colpo di testa di Michel che regala un calcio d'angolo agli avversari, scavallati gli ultimi 5 minuti della partita. 2-2 tra Sevetesta Mantova e Came Treviso. L'arbitro, devo dire, a Mascherone e Gargantini di strattonarsi un po' meno. Palla fuori, Donin calcia, deviazione! Ancora calcio d'angolo. Palla dentro, Casassa interviene, anzi no, è rimessa laterale per Mantova, non l'ha toccata nessuno. Palla lunga, non arriva a Pietrangelo, sì Donadoni, poi palla per Wilde. Subentra Leleco, ma è l'occasione giusta per far entrare Caiche con la maglia del portiere di movimento. Wilde. Leleco
Salta il passaggio, palla dentro. E sfera che termina però in rimessa laterale. Donin ad arrivarci. Allungato il campo. Leleco, Wild ancora. Wild si gira, viene messo giù. Non c'è fallo però. Adesso contro transizione. Donin 3 contro 1. Donin calcia. Scelta forse un po' egoistica da parte del 22. Nel cadere si fa male, credo Antoniazzi, che però si rialza. Casassa, Donadoni, Mascherona direttamente in panchina. Vuole girarsi già Paviera in mezzo a 3 maglie rosse. Donin arriva, vorrebbe la deviazione, la ottiene, rimessa laterale per la Kame. Guide ancora, nulla da fare, rimessa per Mantova. Palla lunga, Caiche! Calcia, era entrato già Caiche. Poi in porta però Maccasassa, che la prende direttamente. Non l'ha toccata nessuno dal rinvio di Pietrangelo, quindi ovviamente il gol non è valido. Mascherona qui la perde, 3:41 da giocare. Già Paviera si gira. Bravo Casassa a uscire e a chiudergli lo specchio il più possibile. Palla fuori. Kame che invece non sembra orientata a schierare le portiere di movimento. Giapa trova la deviazione, 3:24, rimessa a Kame. Ci avviamo al rush finale di questo match. Wilde devia. Donin lascia lì. Giapa interviene in Mascherona e poi il fallo di André Ferreira. Va giù male Mascherona. Vedete seduto in panchina Casassa. È già entrato in campo Caiche e Kame che decide di abbassarsi e di concedere l'attacco col power player a Mantova. Guide. Leleco. Caiche. Ancora Leleco. Donadoni. Caiche. Leleco alza un po' il ritmo del fraseggio solo per un attimo Mantova, però Leleco. Donadoni sta via testa ancora in possesso, 2:40 adesso da giocare. Caiche va in profondità, Pietrangelo blocca, vediamo se calcia Pietrangelo. Sì, aveva trovato anche lo specchio della porta, però Leleco è corso a proteggerlo. Wilde. Leleco. Misael da Wilde. Caiche. Leleco. Wilde ancora. Misael. Wilde. Leleco, Caiche.
ancora dal capitano Kaike. Leleko, vediamo se calcia lui. Giapa, attenzione, la porta è vuota e c'è il gol, ha segnato la Kame, è 3-2, un'arma a doppio taglio, il portiere di movimento, e il gol del 3-2 lo segna Andre Ferreira. Wilde e Mantova, che quindi rimane vittima delle sue stesse ambizioni per il momento, almeno. Wilde, palla dentro, ancora Wilde, Donin vorrebbero un fallo che arriva, è calcio di rigore, è calcio di rigore per Mantova. Non ho visto l'indicazione con la mano, no, è calcio di punizione. È calcio di punizione e giallo per Donin. Calcio di punizione per Mantova in un finale che ci sta regalando fin qui fuochi d'artificio. Dal portiere di movimento della formazione di casa è arrivato il gol di quella ospite con Andre Ferreira. Wilde, lui sul pallone, Donadoni in barriera, c'è Giapa Vieira, Donin sul palo, anche Antoniazzi e Andre Ferreira a completare il quartetto di movimento per la Kame. Pietrangelo posiziona i giocatori, ultimi dettagli. Donadoni, Wilde, rovina tutto però Andre Ferreira, si rigioca, Kaike, Misel, adesso Mantova deve andare a cercare il pari, esulta Antoniazzi, Silvio Rocha in campo, muove i suoi giocatori come se avesse un joystick. Wilde va a calciare, Antoniazzi, la palla resta buona per Giapa, c'è Donin che può calciare, Leleko, palla che viene tenuta in campo, anzi no, 1:13 da giocare, deve tornare in porta Casassa. Torna da Pietrangelo e poi con la punta da Casassa. Leleko dentro di nuovo Wilde, ultimo minuto iniziato adesso. Misael, Donadoni, Leleko da Kaike, Leleko ancora, Misael, scorrono i secondi, Mantova deve cercare di andare verso la rete, Wilde non trova la porta, mentre neanche questo tiro da parte della retroguardia di Antoniazzi, per essere precisi. Leleko, ultimi 30 secondi adesso, Misael, Wilde profondo, palla persa ed è buona che va vicina al palo. Questa conclusione della Kame, 18 secondi ancora, deve tentare il tutto per tutto Mantova, 15 secondi, 14, Leleko da Misael, Donadoni vede la linea del traguardo, la Kame, Kaike, Leleko 5 secondi, deve calciare, Pietrangelo lo fa anche lui, vediamo se arriva la sirena, no, un secondo, ma lo possiamo dire con serenità, è game, set e match. La Kame Treviso torna alla vittoria e lo fa su un campo difficile come quello di Mantova, in uno scontro diretto, difendendo nelle ultime azioni il portiere di movimento, che si rivela arma a doppio taglio fatale per il Salviatesta, che esce sconfitto per la sesta volta di fila, torna alla vittoria invece
La Kame non arrivava dall'8ª giornata, 3-1 contro Avellino, il gol di André Ferreira, quello decisivo. È stato un piacere raccontarvi questo match dal Pala Schweitzer di Mantova. Da Lorenzo Poliselli è tutto, una buona serata e soprattutto buon futsal.